La Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Matteo Renzi con alcune osservazioni sul decreto Sblocca Italia. In particolare la CIE esprime la propria perplessità sulla realizzazione della nuova Romea commerciale. La strada correrebbe per un breve tratto sul percorso di una strada già esistente, ma poco prima di Ravenna si svilupperebbe in un tracciato del tutto nuovo. La Romea commerciale taglierebbe così in due la riviera del Brenta e il suo territorio dal fragile equilibrio idraulico. Ci sono già due assi nord-sud in Veneto, l'attuale Romea e l'autostrada Bologna-Padova. Una terza rete viaria consumerebbe centinaia di ettari di suolo, con un grosso impatto in una zona agricola e di pregio come la riviera del Brenta, spiega Paolo Quaggio, presidente della CIE di Venezia. Da tempo l'associazione di categoria veneziana ha orientato la sua azione a favore del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree agricole. Meglio potenziare e mettere in sicurezza le strade che ci sono già, come l'attuale Romea, piuttosto che costruirne di nuove. La Confederazione Italiana Agricoltori preferirebbe che parte delle risorse destinate all'autostrada Orte-Mestre venissero utilizzate per il completamento dell'idrovia Padova-Mare. Il completamento di quest'opera salvaguarderebbe dal punto di vista idraulico parte del territorio delle province di Padova e Venezia. Potrebbe costituire un accumulo idrico importante da utilizzare in estate a scopo irriguo. Non solo, l'idrovia Padova-Mare, arrivando direttamente al collegamento ferroviario dell'Interporto di Padova, potrebbe costituire un'alternativa molto interessante al trasporto merci su gomma.